Buongiorno a tutti, siamo qui ancora a Banne, alla caserma Montecimone e stiamo cercando di capire come entrare nel secondo edificio. Non è propriamente semplice, però ce l'abbiamo fatta. Siamo al primo piano. Qui purtroppo c'è poco o niente da vedere. Lì vediamo il sottotetto, dove c'è ancora il tetto. Qui è crollato pressoché quasi tutto. Qui hanno chiuso le finestre, non so perché onestamente. Anche perché qui sono aperte, forse per non far vedere dalla strada com'è dentro, per non invogliare la gente a entrare. Come vi ho già detto, io non ho forzato nulla per entrare qui, semplicemente girando attorno alla caserma a un certo punto la rete non era rotta, mancava completamente, c'era un sentiero battuto e sono arrivato sul piazzale principale. Da lì poi mi sono direzionato negli altri vari edifici. Sì, la situazione qui è veramente tragica. Qui è tutto distrutto, non andrei neanche oltre, non tanto per le pericolosità quanto perché non credo ci sia nulla di interessante. Adesso proveremo ad andare da qualche altra parte. Qui al piano terra dell'edificio abbiamo trovato il bar. Qui c'è il bar e un pullman che passa qui dietro. Questa era probabilmente la dispensa del bar o la cucina. Qui si sono portati via tutto, che poi non so cosa tutto potesse essere di gran valore. Qui c'erano le panche, molto bella questa parte. E qui c'era, vorrei dire che sembra un forno, e potrebbe essere un forno, anzi è un forno, sembrerebbe proprio un forno. Magari facevano le pizze qui in caserma, vedo anche i tavoli, molto bello. Quest'area è molto particolare. Tutto in muratura, tavoli in muratura, sedie in muratura, panche in muratura, i divisori, molto molto bello. Doveva essere una bella caserma quando era in funzione. Ecco, qui siamo arrivati alla fine dell'area. Lì si esce, si vede la strada, quindi noi ritorniamo sulla strada che c'è alla fine di questo edificio, giriamo a destra e lì dovremo trovare gli altri edifici. Guardando su Google Maps durante le pause tra un video e l'altro mi sono accorto che quell'edificio che abbiamo visto prima, il primo di tutti dopo le officine, quell'edificio lì sembra essercene 4 uno vicino all'altro, tutti uguali, fatti come a ferro di cavallo dalla visione aerea di Maps. Quindi andremo a vederne almeno uno dopo, perché probabilmente saranno tutti uguali.
Ecco qui, questa è la stradina principale che ci porta in salita verso gli altri edifici. Eccola qui, questa è la chiesetta, questa era la chiesetta, era perché purtroppo anche la chiesetta è in stato di abbandono. E anche qui c'è un altro edificio, vediamo cosa c'è. A questo punto facciamo sia questo che quello dopo, se riusciamo ad entrarvi, perché vedo che anche qui è tutto crollato. Qui è tutto crollato, no, è impossibile, è tutto crollato, non c'è più il soffitto. Quindi proviamo a entrare nella chiesetta, dove anche lì in parte è crollato, però vediamo se c'è qualcosa di più interessante nella chiesetta, sempre se troviamo l'ingresso. Eccolo qui, ecco qui l'ingresso. Onestamente non sembra una chiesetta. Qui ci sono tutte le parti, i pannelli che delimitano il sottotetto a penzoloni attaccati a dei cavi. Non è molto bella questa situazione, perché se ne stacca una di quelle si può andare direttamente all'obitorio senza passare per l'ospedale, anche perché molte sono cadute. Cavi d'acciaio sì, però forse sono cavi elettrici, non lo so. Comunque vediamo. Qui sono tutte cadute. Vediamo una strada attraverso la finestra che dopo andremo a vedere. Il vassoio della mensa, probabilmente un vassoio della mensa. Allora, abbiamo finito questo edificio che non si capisce bene cosa fosse, perché qui c'è un vassoio della mensa, un campanile di una chiesetta con la croce all'esterno, poteva essere la chiesetta, magari aveva un campanile più vecchio mentre la struttura principale è più moderna. Peccato che non si possa andare nel sottotetto, anche se onestamente non ci si cammina, perché ormai nel sottotetto è impossibile camminare se non sopra le travi di legno da equilibrista, e molte sono marce e rotte. Quindi noi adesso usciamo da questo edificio che non è per niente sicuro, per niente. Ne usciamo, vediamo se si esce anche di qua, sì, e proveremo ad andare in qualche altro edificio qui più avanti. Continuando la stradina che abbiamo fatto prima. Eccoci qua, siamo tornati alla stradina. Adesso giriamo a sinistra e proseguiamo. Qui vediamo che la stradina fa una curva. Qui c'è un altro edificio, ma è sempre quello di prima col tetto crollato. Io qui non entrerei neanche perché è un piano terra senza tetto, quindi probabilmente non c'è nulla di particolare. Vediamo cosa c'è lì dietro. Quello probabilmente è il muro di cinta della caserma, sì, quello
è il muro di cinta della caserma. Adesso zoomiamo un attimo e lì dietro c'è una casa, quindi quello è sicuramente il muro di cinta della caserma. Quindi qui è finito e allora andiamo verso sinistra di qua. Qui la stradina continua, qui c'è un altro edificio e un'altra stradina. Io proverei a prendere questa stradina qui e vedere dove ci porta, perché indicativamente così dovremmo tornare indietro e andare su quei 4 edifici a ferro di cavallo di cui prima ne avevamo visto uno. Ovviamente, ripeto, se sono tutti e 4 uguali ne guarderemo uno solo. Qui c'è un altro edificio piccolino. Non sembra esserci nulla, onestamente, è anche piccolo. Ci dirigiamo direttamente verso gli altri edifici, vediamo se riusciamo a entrarci o se sono pericolanti. Qui c'è un altro piccolo edificio e qui ce n'è uno più grosso sulla destra. Perfetto, siamo arrivati a un edificio che si può visitare. Torcia in mano. Accidenti, che frastuono. Se c'era qualcuno non ci ha mica sentito, no. Anche qui il sottotetto mezzo crollato. Qui è grande. A occhio e croce questo deve essere uno di quegli edifici a ferro di cavallo che ho visto prima dalla venuta aerea, perché qui sembrava finito, invece qui c'è un corridoio lungo. Adesso vedremo se è uno di quegli edifici. Cercheremo di capire da Google Maps. Sì, per essere un ferro di cavallo è un ferro di cavallo, comunque c'è la parte vuota dentro. E infatti, guardate, ora vi faccio vedere Google Maps. Noi siamo il puntino blu, siamo dentro il secondo degli edifici. Quindi questo è uno dei 4 edifici a ferro di cavallo che abbiamo visto prima. Così vi siete anche resi conto come io utilizzo Google Maps per le mie visite. Certo, diciamola pure che Google Maps rende la vita di chi fa urbex come me molto facile, e comunque è molto più facile di una volta, anche se c'è da dire che una volta le basi erano molte di più, perché purtroppo io ho fatto circa una 50ina di video su una 30ina di basi, però devo dire che le basi visitate da me sono molte più di 30, sono almeno 60 o 70. Il problema è che almeno la metà le ho trovate chiuse e io, ripeto, non scavalco. Ancora segnata come zona militare e quindi meglio evitare una denuncia, anche se abbandonate. In alcuni casi ho trovato le basi, o meglio non ho trovato le basi perché erano state demolite, come l'area lancio del piano del Cansiglio, ad esempio. Mi viene in mente quella è una che non c'è più, purtroppo.
Magari se avessi iniziato la mia attività 10 anni fa invece che un anno fa sarei riuscito a farla. E un'altra che non c'è più è la logistica di Catron, sempre Basenato, logistica di Catron. L'area lancio l'ho visitata molto bene, tranquillamente, e ho fatto un bellissimo reportage di 2 video di quasi 20 minuti insieme. Ma la logistica è stata acquisita da una ditta farmaceutica che l'ha già spianata e adesso ha in previsione di costruire degli stabilimenti, degli edifici. L'ha comprata dal comune, che l'aveva ricevuta, come sempre accade in questi casi, dal demanio, che il demanio è pieno di edifici militari, e visto come sono ridotti, guardate questo, non c'è da stupirsi che li mettano in vendita, anche perché piuttosto che restino lì, io dico che sarebbe molto bello darli a delle associazioni. Il problema è che se li davamo alle associazioni 2 o 3 anni dopo che avevano chiuso, le associazioni dovevano solo imbiancarli, e invece in questo momento, come si può vedere, qui ci sono edifici fatiscenti che non si possono neppure restaurare, quindi purtroppo abbiamo un numero di basi abbandonate veramente eccessivo. Io, tramite i documenti che cerco sempre in internet, perché sono sempre alla ricerca di documenti tra basi militari e la storia di mio nonno, ho scoperto che in Friuli ci sono circa 200 basi, e in Veneto, basi e caserme, e in Veneto a occhio e croce non ho trovato una lista completa, solo parziale, ma nella parziale me ne dà un'ottantina, ma secondo me nel Veneto sono molte di più di 80, sono almeno 130-140, e quindi in tutta Italia io penso che si possa arrivare a 2000 basi o caserme, anche se in Friuli molte basi o caserme delle piantine sono solamente postazioni o di mitragliatori o di carro armato della seconda guerra mondiale, che sono indicate sulle piantine che si trovano in internet cercando bene. Un giorno farò anche queste postazioni, anche se mi aspetto di trovare ben poco. Bene, e con questo io direi che abbiamo finito questa visita, quindi io vi ringrazio della visione, mi scuso se ho detto qualche castroneria, sapete che io non sono un esperto, sono solo un appassionato, ma è già qualcosa. E ricordatevi di mettere mi piace al video e mi piace al mio canale YouTube, per cortesia. E ricordatevi che questo è il secondo video di questa base, di questa caserma, quindi potete andare a vedere il primo se volete, per completarlo, per completare la visione. Grazie a tutti e buona giornata.